C'è una grande differenza tra il denominatore, cioè il numero delle donne che lavorano in ospedale, pensate che si arriva a quote fino al 70% di personale sanitario in ospedale, e i ruoli apicali che sono inferiori al 5%. Gaia Spolverato, chirurga, mette in fila i numeri delle donne in ospedale, tante nei reparti ma pochissime al vertice. Spolverato, docente a Padova e delegata della rettrice alle pari opportunità, elenca le cause. Io direi che innanzitutto la questione dello stereotipo che ha voluto sempre le donne come non in grado di gestire l'attività, la carriera, se anche avessero voluto avere una famiglia. Il secondo aspetto è una mancanza quindi di donne che potrebbero ambire a posizioni di vertice. Spolverato ricorda che Daniela Mappelli è stata eletta rettrice in una corsa a 4, con 3 candidature di donne. Dopo la laurea a Padova, Spolverato parte subito per gli Stati Uniti per specializzarsi in chirurgia oncologica. Rientrata in Italia, anche a lei è capitato che i pazienti le chiedessero se ad operarli sarebbe stato un uomo, una situazione comune che va superata. Innanzitutto vincere lo stereotipo, cioè lavorare dalle scuole, dagli asili, iniziare a mettere in circolo la cultura del cambiamento, la cultura dell'abbattimento dello stereotipo. In secondo luogo si deve assolutamente lavorare per la promozione delle donne nella posizione di vertice, anche mettendole nella condizione di poter lavorare meglio e presentarsi ad armi pari.